Buongiorno a tutti, sono Roberto Cuddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo al quarto e quello che vi presento alle mie spalle è l'ingresso all'interno di un condominio, di un palazzo estremamente signorile nella zona Musicisti Italiani. È un appartamento quadrivano sito al secondo piano con ascensore. Da questa parte appunto l'ingresso, entriamo nell'immobile e subito ci accoglie un primo disimpegno. Un disimpegno dal quale si dividono appunto l'ingresso del soggiorno doppio e dello studiolo, più tre camere da letto, una di taglio matrimoniale e due camerette abbastanza ampie, un bagno padronale, un bagno di servizio, un ripostiglio e una cucina abitabile. Entriamo subito nel primo vano, direttamente sull'affaccio su fronte strada, sono circa 7 metri quadri di studiolo, direttamente sull'ingresso. Da questa parte, sempre dal disimpegno, possiamo tranquillamente aprire con una doppia portavetri l'ingresso al soggiorno. Io entrerò dalla seconda porta del soggiorno, vi invito ad entrare, ricordandovi che nel caso voleste aumentare le dimensioni del soggiorno, perché magari vi piace un soggiorno abbastanza ampio, esattamente lungo tutta questa parete abbiamo da questa parte la cucina abitabile. Soggiorno abbastanza ampio con un balcone fronte strada. Vi faccio vedere subito quello che è il panorama che possiamo appunto godere. Questa che vedete è la via Turati, ok? Via Turati che chiaramente con quello che possiamo definire comunque un panorama, la fortuna di non avere palazzi sicuramente subito di fronte, che chiaramente ci limitano la vista. Rientriamo sull'immobile. E proseguiamo nella visita dell'immobile. Passerò sempre nella seconda porta per farvi vedere che entriamo nel vero cuore della casa. Da questa parte è la zona giorno e da questa parte è la zona notte. Da questo punto vi dico che lì abbiamo la cucina abitabile con il balcone, da questa parte il doppio servizio e invece da questa parte abbiamo le 3 camere, di cui una di taglio matrimoniale, il bagno in fondo e il ripostiglio subito qua dietro. Entriamo in cucina. Cucina abitabile, tra l'altro, sì, è vero che i mobili non sono compresi nel prezzo, ma questa cucina è estremamente recente. Cucina completa, tavola al centro, come vedete, grande abitabilità, e da questa parte la zona balcone con una zona un attimino un po' più riservata che può accogliere, oltre che la zona lavanderia, ok, come potete vedere, sia la parte per stendere, diciamo che funge da stenditoio, e il vano bombole. Di nuovo un'occhiata a quello che è il panorama e alla lunga via Turati che sta chiaramente all'ingresso di quarto. Entriamo nell'immobile, proseguiamo per andare a visitare la zona notte. Prima di proseguire sul disimpegno, un occhio particolare al bagno di servizio compatto essenziale dove ci sono tutti i sanitari, ok? Compresa la doccia, ok? Riusciamo nel disimpegno ad angolo, iniziamo a visitare, questo è abbastanza largo, iniziamo a visitare la prima delle 3 camere. Camera singola ma abbastanza ampia da poter contenere sia la scrivania, il mobile, il letto, sempre con l'affaccio sulla via Turati. Entriamo nella seconda camera, questa volta camera di taglio matrimoniale. Stesso discorso, camera abbastanza ampia, letto matrimoniale, abbiamo un mobile, sempre con il secondo affaccio sulla via Turati. Da questa parte, proseguendo nelle stanze, abbiamo il bagno. Beh, vi devo dire che come il primo bagno di servizio che abbiamo visto, anche questo bagno è completamente ristrutturato. Sono sanitari nuovi, sia il lavello che la doccia. Abbastanza ampio con il triplo affaccio che dà sul cortile condominiale. Ultima cameretta, diciamo che cameretta stiamo sfiorando i 12 e passa metri quadri, ampia cameretta diciamo con l'affaccio sul cortile condominiale. Come potete vedere, la possibilità di accogliere ben più di 9 metri quadri di una comune cameretta. Da questa parte
Ultimo, ma non ultimo di importanza, il ripostiglio. Un ripostiglio che è fatto come un ripostiglio, a reazione giustamente di ripostiglio, ci sono tutte le cianfrusaglie che ognuno di noi può mettere in maniera più o meno ordinata all'interno del ripostiglio. Sicuramente molto utile. Vi do qualche altro dettaglio, qualche particolarità sull'immobile e sulle sue pertinenze. Andiamo nel soggiorno. Quest'angolo è l'angolo che preferisco della casa, anche perché c'è questa particolare pittura. Vi ricordo che come pertinenze abbiamo la possibilità di parcheggiare all'interno del cortile condominiale. Vi dirò di più, hanno appena liberato un'ampia zona di cortile condominiale. Attualmente si ha la possibilità anche di parcheggiare più di un'auto, sempre all'interno di zone di cortile condominiale. Quindi da questo punto di vista, ok, i posti auto diciamo che sono assegnati. L'immobile assolutamente è conforme, viene venduto chiaramente senza immobili, è quello che abbiamo presentato a Quartu, siamo assolutamente all'ingresso di Quartu, esattamente a ridosso della via Turati, è un quadrivano al secondo piano, in un palazzo estremamente signorile e con un soggiorno, un doppio ingresso, uno studio all'ingresso, 2 disimpegni, cucina abitabile, il bagno di servizio, bagno padronale e 3 camere, di cui una di taglio matrimoniale e le altre 2 camerette abbastanza ampie, più un ripostiglio. Il prezzo è veramente interessante e questo potrebbe essere il vostro prossimo immobile. Seguitemi nelle pagine professionali Roberto Puddu, agente immobiliare, sia Facebook che YouTube, per scoprire tutte le altre novità. Ricordandovi che io sono Roberto Puddu, Remax Mistra di Cagliari, e posso vendere anche la tua.